Aperitivo sotto le Magnolie è l'iniziativa organizzata da 3 associazioni, Musicisti Tre Venezie, Time for Africa e Club per l'UNESCO di Udine, per celebrare il momento più bello dell'anno per Borgo Stazione, quando le magnolie di Via Roma fioriscono in un segnale dell'imminente primavera. Un evento che ha visto confluire molte persone in Borgo Stazione per partecipare alla passeggiata contemplativa delle candide chiome delle magnolie. Impossibile resistere alla tentazione di scattare delle istantanee, degli splendidi fiori di Via Roma, tanto più che c'era il premio per la foto che cogliesse meglio l'atmosfera di Borgo Stazione in questo momento unico dell'anno. E certamente uno dei momenti più suggestivi di questa serata è stato quando i partecipanti si sono ritrovati all'ombra del palazzo della stazione per fotografare anche qui le splendide magnolie. Al termine della passeggiata, il gruppo è confluito al vicino Caffè Corinne, dove c'era l'aperitivo musicale con il gruppo Pink Magnolia. Un momento di aggregazione e di puro divertimento per il gruppo, che ha ascoltato gli interventi di Umberto Marin, presidente di Time for Africa, di Renata Capra da Ronco, presidente del Club per l'UNESCO di Udine, di Marco Rioles e del consigliere comunale Paolo Foramitti, che nel frattempo si è aggregato al gruppo. Un evento importante per Borgo Stazione, sulla soglia della fine dell'emergenza Covid, dunque un momento di rinascita, di ripartenza delle iniziative, delle attività che ruoteranno attorno al quartiere del dialogo e della convivenza tra popoli e culture.